Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione in questo mercoledì 13 novembre, insieme come sempre fino alle 13:30, tanta la cronaca dal territorio anche oggi, cronaca che ci porta subito nel Trevigiano per l'ennesima vittima delle strade. Ricorrerà proprio questa domenica 17 novembre la giornata in ricordo delle vittime della strada. A perdere la vita un altro giovanissimo, un 25enne, vedo già collegato da Covolo di Pederobba il nostro Christian Arboit per tutti gli aggiornamenti. Christian, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Naki Nabil, questo è il nome della giovane vittima, 25 anni, appena residente a Cairano San Marco. Questa la strada teatro di questo incidente terribile. Ieri sera alle 21:10 la Volkswagen Polo con all'interno questo ragazzo di 25 anni e un uomo 57enne di Montebelluna era diretta verso Crocetta del Montello. Siamo praticamente sul confine tra Pederobba e Crocetta del Montello. L'auto è fuoriuscita in maniera autonoma ed è andata a sbattere contro questo guardrail. Poi, come un flipper, una traiettoria micidiale, è finita carambolata lungo la strada principale che per l'appunto porta a Crocetta del Montello. Siamo in via Guizza, ci ha raggiunto anche il sindaco Marco Turato, fra pochissimo andremo dal sindaco, ma prima volevo mostrarvi proprio i segni devastanti di questo incidente. Tra l'altro in questo preciso momento, Edi, io non ti so dire, non sappiamo dire chi fosse alla guida del mezzo, se il 57enne di Montebelluna che è ricoverato in gravi condizioni o questo ragazzo, il ragazzo vittima dell'incidente. Di certo l'auto è carambolata. Adesso con Nicoletta Rizzetto raggiungiamo i proprietari di casa, Felipe e Regina, che hanno vissuto una serata concitatissima e di paura. Che cosa è successo, Felipe? Allora, abbiamo sentito rumore a casa, era un rumore tanto alto e abbiamo preso paura che la macchina era dentro qua. Sono venuto fuori, ho visto che era caduto tutto, l'albero e la mera, e quando sono uscito fuori ho visto la macchina che è carambolato, girato. Ho visto dopo un po' su due ragazzi, un qua giù fuori, un altro là vicino all'albero. E uno era già morto, il più giovane? Sì, quello vicino all'albero era già morto e penso che non c'era niente da fare perché... E l'altro qua soffriva tanto sotto qua. Poi avete lanciato l'allarme, non soltanto voi, perché un po' tutti i residenti si sono allarmati e diciamo che voi avete avuto tanta paura, perché lo possiamo rivedere, Nicoletta, se non ci fosse stato l'albero, se non ci fosse stato il guardrail, probabilmente l'auto vi sarebbe finita dentro casa. Sì, dentro casa, se non c'era tutto questo qua era tutto dentro casa. La ruota della macchina che è stata sciolta della macchina è battuta qua nel mio terrazzo, è sbattuta qua nel terrazzo e è lanciata là in fondo del giardino. Quindi il terrazzo qui sopra è lesionato perché? Per la ruota della macchina che sia stata sciolta, mollata proprio. Quindi veramente poteva andare peggio anche per voi, insomma, perché è successo alle 9:10, quindi non eravate a letto sostanzialmente. No, non eravamo a letto, eravamo ancora sveglio. La bambina era qua in salotto, proprio qua che giocava. Se la ruota viene un po' giù, va dentro casa mia, faceva un casino con la mia figlia. E per fortuna era la sera, perché se era di pomeriggio più o meno, i bambini erano tutti qua fuori a giocare. Ecco, quindi insomma veramente avete avuto paura. Signora Regina, lei mi conferma c'è la bambina, però non riprendiamo per il momento. Grazie signora Regina. Allora raggiungiamo nuovamente il sindaco Marco Turato. Sindaco, veramente un incidente micidiale questo, una traiettoria micidiale, lo ripeto. Un evento pazzesco quello che è successo.
Mi sento innanzitutto di fare le condoglianze alla famiglia della giovane vittima e augurare una pronta guarigione alla persona che era assieme. Che dire, rimango a bocca aperta perché sì, si corre, però la strada non è una curva secca, per cui mi chiedo ancora come possa essere accaduto un evento simile. Di certo la velocità era altissima per fare una cosa del genere. Per quello che è successo, per le dinamiche e appunto per le immagini che ho visto, evidentemente la velocità era sostenutissima perché ha fatto una traiettoria inimmaginabile. Ecco, ci sono delle immagini di videosorveglianza? No, in questa zona no, per cui non abbiamo la possibilità di registrare alcun video. Certo è che qui si tratta di strada provinciale su centro abitato e strade provinciali su centro abitato non si possono né mettere degli autovelox e tantomeno dei dissuasori di velocità, e con questo dimostra il fatto che abbiamo le mani legate. Ecco, quindi da questo punto di vista lei dice noi non possiamo fare nulla come sindaci purtroppo. Assolutamente no, non possiamo fare nulla tanto qui come in altre strade appunto provinciali o regionali. Ecco, quindi non potete fare altro se non registrare l'ennesima vittima, è uno stillicidio soprattutto qui nella Marca Trevigiana. Sì, l'ennesima di prova che purtroppo, vuoi che sia la velocità, vuoi siano altre cause, purtroppo un'altra giovane vittima è rimasta in mezzo all'asfalto, non è certamente quello che dovrebbe succedere nei nostri giorni. Allora indagano, grazie sindaco Marco Turato, indagano i carabinieri. Allo stato attuale non sappiamo dirvi, non possiamo darvi conferma di chi fosse in quel momento al volante, se il 57enne di Montebelluna italiano che ora si trova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, o il 25enne di Cairano San Marco, vittima dell'incidente. È chiaro che nel caso in cui fosse il 57enne, fosse stato il 57enne alla guida, per lui probabilmente potrebbe aprirsi un fascicolo per omicidio stradale. Chiaramente tutti i condizionali in questa fase sono d'obbligo. Edi, con Nicoletta Rizzetto per il momento è tutto da Via Guizza, teatro di questo ennesimo incidente stradale. Ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta Rizzetto, ovviamente testimoni al sindaco per appunto testimoniare questa ennesima vittima sulle strade, un impatto violentissimo. Chiedo alla regia se per caso è pronta la nostra Chiara Gaiani, eccola, la vedo già inquadrata perché è a Rialto, a Venezia, e a Firenze è iniziato il G7 sul turismo, un flash mob dei lavoratori a Rialto perché protestano i lavoratori perché dicono, soprattutto dalla CGIL, vediamo anche le bandiere, contratti fermi, la denuncia, ci racconta tutto, però Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Siamo a ridosso di Rialto, in Campo San Bartolomeo, poi con i lavoratori ci sposteremo. I cartelli che sta inquadrando il collega Sandro Ponchio sono eloquenti, ci state spremendo come dei limoni, basta spremerci, dice la CGIL qui con la Filcams, e noi ringraziamo Renato Giacchi, che è appunto il segretario della Filcams di Venezia. Il problema è questo: 15.000 lavoratori in totale tra Venezia e provincia del turismo, che è diciamo un motore, il primo motore dell'industria non solo veneziana ma italiana. Alcuni contratti, una parte dei contratti, tra l'altro applicati anche da hotel, di quelli insomma storici importantissimi della città, sono fermi, pensate, al 2018. Sì, una parte dei contratti, quelli che fanno riferimento a Confindustria, sono fermi, non sono stati rinnovati, gli altri sono già stati rinnovati mesi or sono, ma questo contratto non si decide a decollare, c'è una trattativa che però si è arenata, la trattativa ha già prodotto una serie di scioperi, di mobilitazioni e più avanti ne aprirà altrettanti, perché sicuramente alberghi molto importanti di questa città come il Danieli, Four Seasons, Gritti e altri non possono permettersi di non rinnovare questi contratti. Ecco, è una giornata simbolo quella che avete scelto. Oggi a Firenze si apre il G7 Turismo. Questi lavoratori chiedono garanzie per il futuro in un momento in cui sappiamo anche quanto è aumentato il costo della vita.
Sì, oggi si apre il G7 del turismo a Firenze e noi a Venezia manifestiamo per i diritti e anche le retribuzioni di questi lavoratori che continuano a essere sempre più spremuti e continuano a lavorare sempre in condizioni precarie, sempre con meno personale e sempre a stipendi che rivalutati al costo della vita valgono sempre meno. Ecco, è un problema anche quello del reperimento di manodopera per questo settore. Sì, questo settore, che continua a essere comunque il settore trainante, ha dei problemi nel reperire la manodopera, ma non perché non ci siano le persone che non vogliono lavorare, ma semplicemente per le condizioni che dicevamo prima, quindi condizioni sempre più precarie, problemi sempre più grandi all'interno dei posti di lavoro e stabilità occupazionale sempre minore. Certo, allora noi vi facciamo vedere tutto questo grande, insomma, la mobilitazione dei lavoratori che ovviamente stanno attirando anche l'attenzione di molti curiosi. D'altra parte, insomma, nonostante sia novembre, Venezia è molto affollata anche oggi e noi continueremo a seguire la protesta e vi richiederemo la linea una volta che i lavoratori si sposteranno a Rialto, dove avrà proprio vita il vero e proprio flash mob. Vedo che si è fermato anche Daniele Giordano. Chiederei un attimo a Daniele Giordano, siamo in diretta, un commento. Daniele Giordano è il segretario provinciale della CGIL, lei è qui con questi lavoratori oggi perché per il rinnovo dei contratti, ma c'è proprio un discorso più complessivo da fare legato al turismo e soprattutto per la città di Venezia. Ma c'è un discorso più complessivo che ci dice due cose. Uno è che questi lavoratori hanno contratti poveri e quindi lavorano ma rimangono poveri nel schema in cui è un lavoro precario, discontinuo, che determina salari bassissimi che non gli consentono di vivere in questa città. E l'altro tema che noi oggi poniamo è che bisogna discutere della compatibilità, di una sostenibilità del turismo nel rapporto con le città e con i cittadini, che per Venezia non è più solo la Venezia insulare, è anche la terraferma, è tutto il comune di Venezia che è stravolto dall'impatto potentissimo, fortissimo che ha l'industria turistica. Serve regolamentare e governare questo processo, altrimenti rischiamo che davvero diventi un'industria estrattiva che toglie tutte le risorse alla città e non redistribuisce né lavoro né reddito. Allora davvero ringraziamo sia Daniele Giordano sia Renato Giacchi, che è il nostro ospite di prima. Noi continuiamo a seguire con Sandro Ponchio la manifestazione. Per ora da Venezia la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara, in caso chiedici la linea quando vuoi per farci vedere anche in diretta la realizzazione di questo flash mob a Rialto. Noi intanto ci spostiamo di nuovo nel Trevigiano, precisamente in centro città, perché questa mattina davanti all'edificio di Via Pisa e poi spostato davanti al comune a Cassugana c'è stato un flash mob dei residenti di Via Pisa per chiedere attenzione sul tema dello sfratto. Parliamo delle 54 famiglie dell'edificio di Via Pisa, Treviso, che la scorsa settimana hanno ottenuto dall'ufficiale giudiziario il rinvio dello sfratto al 2025. La preoccupazione però per il futuro resta, motivo per cui hanno manifestato pacificamente questa mattina davanti ai cancelli di Cassugana. Ma cerchiamo di ripercorrere quanto successo con il servizio di Nicola Marcato. Lo sfratto per 54 famiglie di Via Pisa a Treviso è stato bloccato e rinviato al 2025, offrendo un temporaneo sollievo agli inquilini. L'ufficiale giudiziario che ha formalizzato il rinvio questa mattina recandosi sul posto ha confermato la decisione. Tuttavia la preoccupazione per il futuro di queste famiglie persiste. Gli appartamenti situati ai civici 16, 18 e 20 sono parte di un complesso immobiliare gestito con un sistema a scatole cinesi, una ditta affitta un'altra che poi subaffitta alle famiglie. L'immobile, che ospita 54 appartamenti, è finito all'asta a causa del fallimento di una ditta che aveva contratto un debito di 8 milioni di euro per la ristrutturazione. Nonostante gli inquilini fossero sempre regolari con gli affitti, sono ora costretti a lasciare le loro case, vendute ad una terza ditta per 1.800.000 euro, senza possibilità di acquisto per le famiglie. Il centro sociale Django spiega che queste famiglie non hanno ancora trovato un'alternativa abitativa e non intendono andarsene. Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso preoccupazione per la situazione che coinvolge più di 400 persone. Ovviamente
siamo preoccupati perché si parla di un numero importante di nuclei familiari. Ho sentito poi delle dichiarazioni dove l'amministrazione avrebbe dovuto comprare quell'immobile, cioè fantapolitica, giusto per scaricare le responsabilità. Ecco, credo che in questa fase non ci siano responsabilità da scaricare, ma soluzioni da trovare. Il mio pensiero va alle famiglie, ovviamente sarà nostra cura cercare di metterci in contatto con la nuova proprietà per capire quali sono i programmi e soprattutto per chiedere delle garanzie nei confronti di questi nuclei familiari. Questa dunque la situazione in centro a Treviso, la risposta che era stata data dal Comune. Vediamo come evolverà la situazione. Per noi lì sul posto c'è il nostro Lucio Zanato, ovviamente aggiornamenti nel TG di questa sera. Ci spostiamo per vedere le home page dei siti, ora sempre nel trevigiano. Su Treviso Today, autista mom chiede il biglietto a un passeggero preso a pugni e rapinato. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno arrestato nel pomeriggio di ieri 12 novembre un giovane senegalese di 24 anni già noto alle forze dell'ordine per reato di rapina. L'episodio si è verificato a Vazzola a bordo di un autobus di linea della società MOM. Durante il controllo dei titoli di viaggio l'autista avrebbe chiesto al giovane il pagamento del biglietto ricevendo in risposta un netto rifiuto. La situazione è poi degenerata rapidamente. Il 24enne ha colpito l'autista con un pugno sottraendogli un paio di occhiali da sole prima di darsi alla fuga. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale che ha consentito di rintracciare l'aggressore che si era spostato nelle vicinanze. Sottoposto a perquisizione, il 24enne è stato trovato in possesso degli occhiali rubati. L'autista è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure mediche del caso, mentre l'arrestato è stato condotto in carcere dove rimane in attesa dell'udienza di convalida. E ora invece noi ci spostiamo nel Bassanese per un'importante operazione delle Fiamme Gialle in tutto il Vicentino, in realtà contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Mirko Cavallina ha intervistato il tenente Michele Pontigia del comando della Guardia di Finanza di Bassano. Buongiorno da Bassano, importante operazione della Guardia di Finanza, 350.000 euro di reddito di cittadinanza percepito indebitamente, 46 persone denunciate in tutto il territorio. Con me c'è il tenente Michele Pontigia del comando di Bassano delle Fiamme Gialle. Tenente, un'operazione che ha riguardato tutto il territorio provinciale e un periodo abbastanza lungo. Esattamente, come dicevamo l'attività ha riguardato tutto il territorio della provincia, visto coinvolti tutti i reparti della Guardia di Finanza del Vicentino. Il periodo oggetto di attività va dal 2023 al 2024 con una particolare concentrazione nel 2024. Ci sono alcuni casi clamorosi di persone che tra i tanti requisiti richiesti dal reddito di cittadinanza non avevano quello della fedina penale pulita. Esattamente, è capitato tra le varie attività effettuate di riscontrare che alcuni soggetti avevano presentato la DSU, quindi avevano richiesto il beneficio, ma non rispettavano quello che era il cosiddetto requisito dell'onorabilità, quindi presentavano dei precedenti di diversa natura sulla loro fedina penale. In alcuni casi si tratta anche di spaccio internazionale di stupefacenti. E poi c'è un caso che riguarda una persona che aveva vinto al gioco, diciamo regolarmente, però tenente che cosa non aveva fatto? Esattamente, tra i vari riscontri effettuati tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato riscontrato che un soggetto per 2 anni ha vinto 150.000 euro che però non sono confluite né nella dichiarazione ISEE né nella DSU presentata per l'ottenimento del beneficio. In un altro caso c'è una persona che ha chiesto, altre persone che hanno chiesto ma non ancora incassato un contributo per 33.000 euro. Adesso che cosa succederà oltre alle 46 denunce? Ovviamente per queste persone il beneficio verrà ovviamente bloccato e è stata un'attività che ha giocato in maniera preventiva perché come appena detto il beneficio era stato indebitamente richiesto, fortunatamente non ancora riscosso, quindi non verrà riscosso. Ecco. E quindi l'attività di controllo continua, anche se il reddito di cittadinanza tenete nel frattempo non esiste più con i termini in cui esisteva negli anni che avete indagato. Esattamente, adesso è stato sostituito dal reddito di inclusione e ovviamente l'attività della Guardia di Finanza continuerà in materia di tutela della spesa pubblica e quindi di contrasto di illeciti come è stato per il reddito di cittadinanza, lo si farà altrettanto per il reddito di inclusione. Grazie al tenente Michele Pontigia della Guardia di Finanza Comando di Bassano. Alessandro Costacuta per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea.
Ringraziamo i colleghi per questo contributo, ovviamente anche il gruppo della Guardia di Finanza per l'attenzione che stanno avendo su questo tema. E dunque noi parliamo invece, torniamo a parlare di furti che stanno battendo tantissimo la provincia di Treviso e non solo, tantissimi furti anche nella zona del Vicentino e del Bassanese, e soprattutto la zona di Cassola è stata colpita. Quindi il tema della sicurezza torna a farsi sentire, molto sentito anche dai cittadini, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie e poi anche dovuto al cambio d'ora che dà alle nostre giornate meno luce. La nostra Monica Smiderle ha provato a sentire le voci dei cittadini e le loro preoccupazioni. Sentiamo. L'ondata di furti che si sta registrando nell'area bassanese sta preoccupando e non poco i cittadini. Noi siamo andati tra la gente a chiedere come ci si può difendere. Non ci si può fare giustizia in casa, è impossibile, anche perché i delinquenti sanno come fare del male, noi no. Sicché bisogna rafforzare le forze dell'ordine. Non reagire? Non reagire assolutamente. Quando vengono presi devono essere tenuti in galera, perché non è solo questione di tenerli in galera. Il problema è che bisogna dare una dimostrazione che qui le cose le facciamo sul serio. Invece ci sono certi giudici che giocano a discutere come fare, come non dire, come parlare, e di conseguenza creano il presupposto che tutti quelli che hanno voglia di rubare sanno che saranno impuniti o che verranno puniti poco. Questa è la questione. Se non la risolviamo in questa maniera, dando dimostrazione di concretezza, continueremo a subire, anzi aumenteranno. Per difenderci bisogna proprio cominciare a mettere telecamere, sistemi di sicurezza appropriati nelle case. Purtroppo sì, abbiamo paura dei furti, abbiamo paura di quello che sta succedendo nel territorio. Lei ha messo in atto qualche sistema, qualcosa per difendere la sua attività, ma anche casa sua? Beh certo, anche qua ci sono tutti i sistemi, anche a casa. Abbiamo messo sia telecamere che gli allarmi. Questa è la democrazia che abbiamo fatto adesso, guarda. È deluso quindi? È deluso. Dico, gli altri insomma, non si può andare fuori. Sono venuti i ladri in casa? Ultimamente no, ma anni fa sì, 5 volte. Rimane il segno, la paura? Adesso sono in appartamento, sono un po' più sicura della casetta singola. E com'è possibile difendersi? Non è possibile. Noi no. Non è possibile. Noi non abbiamo un sistema per difenderci, a parte qualche antifurto, ma dovrebbero essere le forze dell'ordine che presidiano, ma se devi chiamarle tu dopo che sono andati via i ladri, i risultati non se ne vedono. Soliti discorsi, pena certa, e forse sarebbe meglio. Va bene? Quindi attraverso la giustizia? Certo. Ne ho avuto per 3 volte, prima in casa, anche in fabbrica. Io li ho trovati in camera per dirle. E cosa ha fatto? Niente. La reazione è stata negativa perché abbiamo reagito con i figli, ha reagito violentemente, abbiamo cercato di prenderli, ma abbiamo sbagliato tutto, perché a loro non ne frega niente di noi. Loro sono riusciti a scappare per fortuna, però li abbiamo anche inseguiti, è un altro sbaglio ancora. Bisogna solamente cercare di assicurarci di avere un buon allarme, di avere delle telecamere, in modo che poi vengano presi. È meglio non esserci, per poi l'esperienza è così talmente negativa che non dormi più di notte, sei terrorizzato. Intanto i colleghi da Venezia ci trasmettono le immagini del srotolamento dello striscione per il flash mob sul ponte di Rialto dei lavoratori, la CGIL che denuncia contratti fermi. Abbiamo sentito poco fa la nostra Chiara Gaiani che dava voce insomma, al sindacato e anche ai lavoratori che oggi protestano a Rialto con appunto questo flash mob e lo srotolamento di questo striscione. Vedremo come andrà la giornata, non appena Chiara sarà pronta le richiederemo la linea.
E invece sulla questione sicurezza avete sentito le opinioni dei bassanesi sul come difendersi e come cercare di tenere alta l'attenzione sul tema. Saremo in grado tra poco di collegarci anche con il nostro Mirko Cavallin per l'ennesimo raid di furti a Cassola, come vi accennavo poco fa. E ora noi invece continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Padovano per il cordoglio dell'Università di Padova per la morte del 21enne allievo della scuola galileiana che si è tolto la vita nella notte tra lunedì e martedì scorso. La rettrice ha inviato un messaggio alla famiglia del giovane. Sentiamo. È un'intera comunità, quella della scuola galileiana, che si stringe alla famiglia del 21enne che ieri mattina è stato trovato morto dopo essersi gettato dalla terrazza del 6° piano dello studentato nel campus universitario dove viveva a Padova. Era un gigante gentile, una persona sensibile e profonda, era giocoso e divertente. Lo ricordano così i suoi compagni che ieri, nel momento di dolore, hanno scritto un lungo messaggio per ricordare il giovane allievo. Originario dell'Umbria, un talento per la matematica, tanto che alle superiori si era classificato al 3° posto alle Olimpiadi di matematica. A Padova era arrivato proprio per studiare la materia che lo appassionava alla scuola galileiana, istituto di studi superiori che prepara gli studenti più meritevoli. Sembra che il 21enne, nelle ore prima di precipitare dalla terrazza, avesse trascorso una serata in compagnia degli amici per una festa organizzata all'interno dello studentato per gli iscritti al primo anno. I rilievi della polizia e del medico legale hanno fugato ogni dubbio, anche se non è stato trovato un biglietto. Si tratta di un gesto volontario ripreso anche dalle telecamere di vigilanza dell'edificio universitario. Il 21enne si è gettato nel vuoto in piena notte ed è stato ritrovato intorno alle 8 del mattino seguente dai primi studenti entrati nel campus. Sembra stesse vivendo un periodo di difficoltà e tristezza, ma i compagni lo ricordano per la sua tenerezza nell'aiutarli nello studio e nei momenti difficili. Gian Guido Dall'Agata, direttore della scuola galileiana di studi superiori dell'Università di Padova, ha confermato che per i compagni sotto shock è stato organizzato un incontro con le psicoterapeute dell'Ateneo. La rettrice dell'università, Daniela Mapelli, ha inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza dell'intero Ateneo alla mamma e alla sorella del 21enne. Siamo attoniti, sconvolti e molto tristi, ha scritto Mapelli. Il suicidio del giovane allievo della scuola galileiana è il 3° caso a Padova di studenti che si tolgono la vita in meno di 2 mesi. L'11 settembre un 23enne di Romano Dezzerino con la tesi nello zaino si è gettato da Palazzo Europa. Il 9 ottobre una 16enne si è gettata dalla finestra dell'Istituto Superiore di Montagnana dove studiava. Il dramma degli studenti che si tolgono la vita, ne ha parlato lo psicologo trevigiano Mirko Castelleri, intervistato dal nostro direttore Bacialli. Siamo in presenza di un'epidemia, la sensazione è che questa sia una vera e propria malattia. Ancora una volta loro fare un passo in quel grattacielo è in realtà un passo nella non vita, andare oltre in assenza totale di emozioni. Spesso succede, quello che stupisce è che non esprimono segnali preventivi e non hanno elementi importanti in termini emozionali. Il suicidio una volta era in qualche modo segnato da elementi sui quali noi riuscivamo a individuare. Oggi sembra un atto normale. La cosa paradossale è che sembra che questi comportamenti facciano parte della quotidianità ed è sempre più difficile individuare gli elementi significativi, preventivi. Un adolescente vuole uccidere la madre ma lo confessa al parroco che lo convince a desistere. La sua storia scioccante è stata rivelata durante l'omelia domenica scorsa. Un 16enne in crisi medita di uccidere la madre nel sonno, un gesto eclatante su cui riflette da tempo, giorno e notte, ma che prima di mettere in atto rivela a padre Gino Quattrini, il rettore della chiesa di San Gaetano, durante la confessione. Lui aveva difficoltà a dialogare con la mamma e la mamma gli imponeva sempre quello che doveva fare, non gli lasciava libertà di scelta anche nelle cose più semplici. In un paio di scarpe mi diceva lui che devo comprare, devo chiedere il permesso, cioè devo dire mamma io preferirei quello, mia mamma no, inflessibile. E allora quando è così ha detto vedevo che mia mamma era un ostacolo alla mia vita.
e mi ha tirato fuori sto punteruolo dicendo che io con questo la voglio uccidere mia madre perché mi ostacola nell'autodeterminazione. Provvidenziali le parole espresse durante l'omelia del sacerdote che hanno acceso la speranza nel cuore del ragazzo. E nell'omelia io ho parlato della luce, lui mi diceva io non riesco a trovare luce nella vita e non mi sento uomo. Ma non si riferiva lui al sesso, uomo, genere, no, si riferiva al fatto che i genitori lo consideravano un bambino ancora e diceva invece sono maturo, capisco quali sono i problemi. Un'esperienza significativa che il sacerdote ha voluto esporre anche alla comunità durante la messa domenicale. Dal ragazzo Don Gino ha ottenuto la fiducia e l'autorizzazione a raccontare in forma anonima il suo caso. Il sedicenne ha voluto anche consegnargli il punteruolo. L'ho restituito, certo, ho detto no, tienilo tu questo, perché poi era un attrezzo che mi ha detto lui che faceva parte dei ferri che aveva il padre. È sicuro adesso in questo momento? Sì, lui mi ha detto che mi viene a trovare, ci siamo dati già appuntamento. Torniamo a Treviso, apriamo le home page dei quotidiani locali, andiamo sulla tribuna perché poco fa vi abbiamo fatto vedere il flash mob dei residenti di via Pisa, il cui sfratto è stato posticipato al 2025, il sindaco li ha incontrati, loro hanno chiesto risposte adeguate, non possono infatti continuare a vivere così come hanno riferito. E rimaniamo a Treviso, Treviso città che è agli onori delle cronache in questi giorni anche per lo sgombero dei 30 migranti al parco interrato a Piani dove le persone giunte, le persone senza fissa dimora che lì avevano trovato un giaciglio sono state sgomberate per i lavori di sanificazione e messa in sicurezza del luogo. Parte di loro è stata accolta nelle ex caserme Serena, parte invece sotto al tendone della parrocchia di Santa Maria del Sile, conosciuta per accogliere molto spesso migranti e fatti alloggiare anche in chiesa. Loro però venerdì devono sgomberare perché quel tendone serve per una festa parrocchiale e dunque l'appello del diacono che abbiamo intervistato e che dice se non ci saranno delle soluzioni saremo costretti ad ospitarli nuovamente in chiesa. Sentiamo. Dove andranno? È una domanda che noi non sappiamo dare una risposta o non possiamo dare una risposta. Hanno trascorso la notte nel tendone allestito dal Circolo Noi della parrocchia di Santa Maria del Sile, conosciuta per aver ospitato nella chiesa guidata da Don Giovanni Kirchner migranti e persone in difficoltà, parte dei 30 migranti fatti sgomberare dal parco a Piani dove avevano trovato un riparo di fortuna. Il questore ha chiamato Don Giovanni chiedendo la possibilità di un intervento, di un aiuto perché non sapevano come risolvere al momento la situazione. La sistemazione d'urgenza è questa, vedete qui, sono in 15 che hanno dormito stanotte qui, con alcuni solo con la coperta a terra, dagli 10 si è passati ai 15 perché poi se ne sono aggiunti 5 che non hanno documenti e quindi non hanno possibilità di essere alloggiati in strutture pubbliche. Certo fa freddo. È con l'aiuto della Caritas in stretto contatto con il Vescovo di Treviso e la vicinanza della comunità di parrocchiani che materassini, coperte e alcuni pasti caldi sono stati dati alle persone senza fissa dimora. Una soluzione temporanea, quella di accogliere i migranti sotto il tendone allestito dal Circolo in occasione dei 30 anni dalla Fondazione. La Provvidenza ha voluto che si potessero riparare questi giorni, ma venerdì mattina qui deve essere sbaraccato tutto. Dalla Caritas la disponibilità ad accogliere fino a 3 persone, altre, quelle che possiedono i documenti in regola, potrebbero far richiesta al dormitorio comunale di via Pasubio a 2 passi dalla chiesa, ma la loro destinazione resta ancora un'incognita. Se tutto non dovesse accadere questo, venerdì sera vuol dire che noi ospiteremo di nuovo in chiesa e questa volta non più 6-7, questa volta 15, ma anche con una consapevolezza in più che le istituzioni sanno e hanno chiesto anche di venirgli incontro. Non è solo un'iniziativa nostra questa volta, ma anche l'esortazione, l'invito da parte delle autorità a dargli una mano.
E sentiremo le risposte della politica subito dopo aver dato la linea a Valentina Visentin, che vedo collegata con il questore di Padova, perché è stato emanato il Daspo Willy per 2 baby bulli che avevano picchiato e minacciato con un coltello un 14enne. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Con la cronaca purtroppo vi dobbiamo raccontare ancora di un episodio di violenza tra minorenni. La vittima questa volta, pensate, aveva appena 14 anni, è stato aggredito nel patronato della parrocchia Sacro Cuore da 2 coetanei appena quindicenni che non solo lo hanno minacciato puntandogli un coltello allo stomaco, ma lo hanno anche colpito con dei pugni per rubare una bicicletta e oggetti di valore. Purtroppo non era nemmeno la prima volta che lo aggredivano, visto che qualche giorno prima lo avevano nuovamente minacciato per rubargli alcuni soldi e ci sono stati frequenti anche gli episodi tra minorenni che sempre più spesso girano con armi bianche. L'appello del questore di Padova, che è qui con noi, Marco Dorisio, dopo questo provvedimento, si tratta di un Daspo Willy, di che provvedimento si tratta, questore, e soprattutto che appello si sente di fare ai giovani e alle famiglie? Sì, questa volta siamo dovuti intervenire appunto all'interno di un patronato dove si è svolto un fatto anche particolarmente cruento. Con la minaccia di un coltello è stato percosso anche un ragazzino 14enne per rapinarlo della sua bicicletta. Individuati gli autori, sono 2 ragazzini quindicenni, quindi oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica per il Tribunale per i minori di Venezia, l'adozione di questi provvedimenti, cosiddetto Daspo Willy, quindi un divieto per 2 anni di poter frequentare i locali della zona, e anche il provvedimento dell'avviso orale. Si impone però una riflessione, cioè sempre più spesso ci imbattiamo durante i controlli in ragazzini minorenni che praticamente girano armati con armi bianche. Abbiamo trovato in alcuni casi dei macete, dei grossi coltelli da cucina, quindi poi armi bianche che vengono poi utilizzate anche per la commissione di reati. E la riflessione che si impone credo che riguardi noi adulti, cioè forse dobbiamo stare più attenti e più vicini in quanto adulti ai nostri ragazzi, perché questi ragazzi alla fine sono il risultato ed espressione di ciò che nelle famiglie viene fatto o non viene fatto, che si sarebbe dovuto fare. Quindi maggiore vicinanza, maggiore attenzione, lo sforzo e l'impegno deve essere rivolto a costruire, sin da quando sono ragazzi, preadolescenti, che cosa? Il percorso della consapevolezza, cioè renderli consapevoli sul valore o il disvalore sociale della loro condotta, perché poi il passo successivo è quello di renderli responsabili, nel senso di responsabilizzazione, senso di responsabilità. Solo quando il ragazzo ha maturato questo senso di responsabilità è in grado di porre in essere una condotta consapevole, quindi fermarsi se deve commettere una rapina piuttosto che un'altra condotta di tipo antisociale. Quindi è lì che dobbiamo insistere, perché ripeto, ormai sono all'ordine del giorno queste situazioni che ci vedono impegnati, se vogliamo bene ai nostri giovani, per evitare praticamente poi derive più pericolose, perché prima o poi, adesso sono minori più o meno imputabili, poi il conto probabilmente arriva. E infatti al vaglio dei poliziotti c'è anche la possibilità di capire se questi ragazzi siano stati gli autori di un'altra rapina, sempre ai danni di un minorenne, avvenuta nel fine settimana all'Arcella. Ma ricostruiamo quanto è avvenuto nel nostro servizio. Linea allo studio. Hanno aggredito un loro coetaneo sferrandogli un pugno e minacciandolo con un coltello. Volevano la sua bici e tutte le sue cose di valore. La violenza vicino al patronato della parrocchia Sacro Cuore di Padova martedì pomeriggio. Protagonisti 2 quindicenni di origine straniera che sono stati subito identificati dai poliziotti intervenuti dopo l'allarme lanciato dal 14enne aggredito. I baby bulli non hanno esitato a puntare il coltello allo stomaco del ragazzino, che è stato poi colpito all'addome da un pugno. Nonostante la violenza, il minorenne è riuscito a scappare mettendosi al sicuro e chiamando la polizia. I 2 aggressori sono stati bloccati poco lontano dal patronato. Uno di loro in tasca aveva ancora il coltello usato per l'aggressione. Il questore ha disposto nei loro confronti la misura del Daspo Willy. I 2 minori per 2 anni non potranno avvicinarsi ai locali della zona. Entrambi inoltre sono stati segnalati al Tribunale dei minori. La mamma del 14enne aggredito, arrivata in questura, ha raccontato che lo scorso 7 novembre i 2 bulli avevano già tentato un'altra rapina nei confronti del figlio, intimandogli di consegnare 20 euro sotto la minaccia di un coltello.
E ne abbiamo parlato prima, abbiamo sentito le voci dei bassanesi preoccupati per la loro incolumità e la sicurezza data l'ondata di furti che non accenna a fermarsi, e vedo infatti in diretta da Cassola il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno, un altro raid di furti a Cassola. Sì, Edi, buona giornata. Sono in municipio con il sindaco di Cassola, Gian Antonio Stangerlin. Negli ultimi 2 episodi in 2 abitazioni private, sabato, l'orario ormai lo sappiamo è sempre quello, ore 18. In un caso una famiglia era uscita da poco per degli impegni personali, è rientrata verso le 21 e ha trovato la casa a soqquadro con oro e gioielli rubati per circa 4.000 euro. Qui sono entrati tramite una finestra sul lato che guarda la campagna. Nella abitazione di fronte i ladri si sono arrampicati sulla grondaia, evidentemente andando a colpo sicuro. Dunque, sindaco, questi 2 episodi di sabato purtroppo non sono gli unici e gli ultimi. Speriamo siano gli ultimi, ma non sappiamo. Sì, purtroppo è un fenomeno abbastanza diffuso nel Bassanese in questo periodo. Non solo nel Bassanese ma anche nel Marosticense, da quello che vedo anche dalle notizie. È un fenomeno che preoccupa naturalmente, perché si tratta di sicurezza dei nostri cittadini. È un fenomeno al quale vorremmo fare fronte attraverso diverse tipologie di intervento. Innanzitutto attraverso la divulgazione ai cittadini di quali possono essere comportamenti virtuosi da tenere per ovviare al rischio appunto di essere esposti a questo tipo di furti, e poi attraverso delle riunioni che organizzeremo in futuro con i carabinieri. Abbiamo naturalmente sempre contatto con le forze dell'ordine per il pattugliamento notturno. Abbiamo anche previsto ancora qualche tempo fa, abbiamo sottoscritto con la Prefettura di Vicenza un protocollo per avviare il cosiddetto controllo di vicinato. Purtroppo questo progetto in questo momento non è partito per inerzia non nostra, ma anche questo potrebbe essere effettivamente un modo per far fronte al problema. Infine, come ogni anno, sotto periodo natalizio, la Polizia Locale farà un supplemento di pattugliamento notturno proprio per evitare che malintenzionati vadano a entrare nelle case dei residenti in quel periodo che sappiamo essere notoriamente delicato. Ecco, per darvi il contesto, le 2 abitazioni razziate sabato pomeriggio sono in una borgata, diciamo in via Paolo VI. In un caso addirittura un'abitazione è abbinata ad altre 2, quindi si tratta del medesimo stabile, ma i ladri sono comunque riusciti ad agire quasi indisturbati, probabilmente anche in fretta, per evitare che qualcuno se ne accorgesse, no? Perché qui davvero, se uno sente un rumore strano, la prima cosa da fare, ecco, diamo queste indicazioni, Sindaco. La prima cosa da fare è non far pensare che l'immobile sia vuoto, che non ci sia nessuno, quindi lasciare una luce accesa, controllare che tutte le porte e gli infissi siano ben chiusi quando si dovesse uscire, ma chiaramente questa è la prima indicazione che ci danno i carabinieri. Poi è chiaro, si tratta di tenere presente che il periodo, la fascia diciamo più a rischio è quella che va dalle 17 alle 21, quindi è proprio nel periodo in cui i ladri riescono più facilmente a dileguarsi, perché c'è traffico e quindi c'è una minore possibilità di individuazione, no, di veicoli sospetti. Prima di salutarla, un invito ai cittadini per questi futuri incontri con i carabinieri. Ecco, sicuramente l'invito è usciranno delle date nelle quali appunto faremo queste riunioni, confido che ci sia una partecipazione nutrita a queste riunioni, proprio perché sono organizzate nell'interesse dei cittadini, appunto per creare diciamo quegli strumenti, no, che servono per ovviare a situazioni che poi
molto spesso sono spiacevoli, no? Perché quando si subisce un furto si subisce quasi una violazione della propria intimità, no? E quindi ecco, proprio per questo inviterei alla partecipazione. Gian Antonio Stangerlin, sindaco di Cassola, Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Cassola è tutto, a te la linea. Grazie Mirko, grazie al tuo ospite, insomma l'invito del sindaco ad aggregarsi a queste iniziative e noi continueremo a parlare di furti invece subito dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, ci siamo lasciati prima della pubblicità con il sindaco di Cassola per il raid di furti e i furti che stanno colpendo moltissimo il comune, e dal Bassanese passiamo invece al Trevigiano perché c'è stata ancora una razzia, questa volta a Santi Angeli sul Montello, e con le telecamere di videosorveglianza Giorgio Marcon, perito noto per la sua battaglia rispetto ad alcoltest e autovelox, ha ripreso i malviventi. Vediamo. È successo che sono entrati dentro su delle abitazioni in un villaggio qui di Santissimi Angeli, e poi dopo alla notte hanno continuato ad andare all'interno delle abitazioni per cercare di entrare e rubare. Ecco, erano in 4 persone, come si può vedere dai video, e diciamo non sono entrati perché anche a casa mia io ero sveglio perché stavo scrivendo perizie, e altri vicini erano svegli anche loro e hanno sentito delle persone e se ne sono andati. Al mio vicino mi ha portato via le scarpe, addirittura che c'erano scarpe ginnastica che erano fuori della porta, tanto per capire insomma la situazione. Furti nelle abitazioni, ladri scatenati, come testimoniano i filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa di Giorgio Marcon, consulente nel settore della sicurezza stradale. Santi Angeli, frazione di Giavera del Montello, pomeriggio e nottata, case razziate nella zona centrale del paese, tentativi per lo più senza esito nell'area invece più periferica, quella verso la pista da motocross. Non è la prima volta, io per esempio a casa mia ho avuto già visite qualche anno fa. È anche l'anno scorso che mi hanno portato via i leoni all'esterno dell'abitazione. Comunque i carabinieri sono già stati avvisati e adesso attendiamo che facciano indagini, adesso teniamo d'occhio la situazione e monitoriamo quello che potrà accadere nel futuro, perché non penso si fermino qui, perché come non l'hanno fatto in altre parti, però divulgando la questione e chi magari riesce a riconoscere le persone che sono nei video, eventualmente segnali ai carabinieri. È stato sorpreso mentre cercava di sottrarre attrezzature professionali, tra cui un'impastatrice e una sfogliatrice dal valore complessivo di circa 10.000 euro all'interno di un ex panificio in via 4 novembre. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, un uomo di 68 anni di origine marocchina, residente a Conegliano, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di caricare la refurtiva su un furgone quando è stato bloccato dall'intervento tempestivo dei carabinieri di Susegana, che lo hanno arrestato per furto aggravato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al titolare dello stabilimento. Nell'operazione un secondo soggetto, al momento non identificato, è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'arrestato di 68 anni è ora in attesa dell'udienza di convalida. E dal Trevigiano al Veneziano, per l'ennesima spaccata in un locale di Mestre, il malvivente ha sfondato la vetrata e preso la cassa, ma la polizia l'ha preso poco dopo anche grazie alle immagini di videosorveglianza. C'è stata una spaccata anche stanotte di uno che è stato 6 mesi ospite dello Stato presso le Patrie Galere. Dopo un giorno che era fuori ho pensato bene di fare altre spaccate. Questa volta a essere preso di mira un locale di Piazzetta Battisti a Mestre, l'ennesimo. Il malvivente con un complice ha sfasciato la vetrata e portato via la cassa, ma non gli è andata bene perché è stato preso poco dopo. L'abbiamo ripreso, ridenunciato, però questo il tema di come gestiamo questi soggetti è un tema complicato, perché sono soggetti con un potenziale criminale notevole, a volte anche con problemi psichiatrici. L'uomo era già stato arrestato tra il 2021 e il 2023, quando le spaccate con tombini, pietre, picconi a danno di attività mestrine e non solo erano all'ordine del giorno, proprio come negli ultimi mesi. I commercianti sono esasperati. Ogni giorno veniamo a lavorare con la paura di trovare la vetrata rotta o qualcos'altro. Non sono entrati, ma il danno c'è e si vede comunque qua. E quello è.
È così per tutti. Nei giorni scorsi è stato arrestato un altro malvivente che aveva agito nuovamente dopo essere stato scarcerato. È stato preso anche grazie alla collaborazione dei cittadini, poi ricevuti a Cafarsetti per un encomio. Il problema però rimane. Le norme sono quelle che sono, cioè non si può sottovalutare queste cose, perché è vero che di per sé sono reati modesti, però creano un allarme sociale notevolissimo. Allora il legislatore dal 2017 riconosce il tema della sicurezza urbana come un tema fondamentale. Bisogna tradurlo anche in provvedimenti giudiziari che tengano conto di questo. Abbiamo parlato prima dello sgombero dei 30 migranti che avevano trovato rifugio nel Parco Appiani e della soluzione temporanea che si è trovata per loro, una parte all'ex caserme Serena, una parte alla parrocchia di Santa Maria del Sile a Treviso. Sentiamo ora il commento politico del sindaco di Treviso che invoca una rete strutturata di accoglienza dimostrandosi perplesso rispetto alle soluzioni estemporanee. Qui serve un gioco di squadra e non solisti. Va bene agire di cuore, ma serve poi anche la programmazione per fare in modo che questi interventi non siano spot, ma siano poi un elemento che costruisce un percorso di rilancio sociale. L'accoglienza dei migranti sgomberati dal parcheggio coperto dell'area Appiani nelle strutture parrocchiali di Santa Maria del Sile non convince del tutto il sindaco Mario Conte, che apprezza lo sforzo della prefettura di trovare una sistemazione ai 30 stranieri rimasti senza un tetto. L'accoglienza, sottolinea, è competenza dello Stato, ma è perplesso, pur comprendendone lo spirito, rispetto alla disponibilità data da Don Giovanni Kirchner. Sono abituato a lavorare in rete e in squadra. Il rapporto con la Caritas, con Sant'Egidio, dei servizi sociali è ottimo, serve una strategia e quindi l'appello che faccio a Don Giovanni, che agisce ovviamente sempre con grande cuore, è quello però di unirsi alla rete, di unirsi alla squadra e far parte di una strategia, perché attraverso una programmazione attenta e oculata si possono dare più risposte. Il sindaco ribadisce che una data di riapertura del Parco Appiani ancora non c'è, dipenderà dal privato proprietario dell'area. Torna a strigliare gli imprenditori che utilizzano di giorno la manodopera senza curarsi di dove i lavoratori trovino da dormire la notte e ripete che solo lavorando in rete si può dare una risposta a un fenomeno, quello migratorio, vasto e complesso. Ma di questa rete fa parte anche il dormitorio di Caminantes. Sì, però bisogna stare alle regole, bisogna stare negli schemi, cioè il tema dell'accoglienza e della solidarietà è un tema serio, si parla di persone, si parla di esigenze particolari di persone che vanno gestite con grande sensibilità e attenzione e con professionismo anche, e quindi io accolgo e sono aperto a dialogare con tutti coloro che vogliono fare parte di questo schema. Il tema dei migranti sotto i riflettori anche di Ring, scontro nel centrodestra sull'accoglienza diffusa, contrario capogruppo della Lega Veneta in Regione Alberto Villanova, favorevole il coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, che ricorda le disposizioni dell'allora ministro dell'Interno Maroni nel 2011 nel pieno dell'emergenza profughi dalla Libia. Dalla Libia ci fu un'ondata di partenze impressionante che si trovò ad affrontare lo stesso governo con Premier Berlusconi e Maroni, ministro degli interni. E Maroni, me lo ricordo benissimo, che disse anche al nostro governatore Zaia, ma a tutti i governatori, disse: siccome c'è un'emergenza nazionale e va affrontata, ogni regione, ogni comune si fa carico di una parte, perché se tutti si fanno carico di una quota di quelli che arrivano, allora si riesce in qualche modo a gestire la situazione, altrimenti non ne veniamo Quindi fuori. lei promuove, Tosi, l'accoglienza diffusa? E quindi io, siccome mi rifaccio all'epoca in cui era ministro degli interni Roberto Maroni e io ero sindaco di Verona, e quindi accettammo questa impostazione data dal nostro, perché allora io facevo parte della Lega e Zaia appunto era il governatore del Veneto anche allora, dal nostro ministro degli interni, che ci disse: questo è il modello da applicare ed è l'unico modello applicabile, perché altrimenti rischi di avere i casi di Cona o di altri piccoli comuni che nel momento in cui non c'è una distribuzione diffusa
c'è un comune grande che se ne trova 5 e c'è un comune di 1000 abitanti che se ne trova 200. Distribuzione diffusa, questa era la linea della Lega, questa era la linea di Maroni, Villanova. Stiamo parlando di 13 anni fa. Vede, noi prima parlavamo di Trump, no? Che ha interpretato quello che è il sentire comune della popolazione, dell'americano medio. Secondo me noi qua stiamo sottovalutando quella che è la percezione dei nostri concittadini, perché continuiamo a parlare da anni di accoglienza diffusa, di come sistemare questi immigrati che arrivano, di cosa fare, di sbarchi e compagnia. Non ci mettiamo dal punto di vista del cittadino che ormai da tanto tempo, da anni, vede le stazioni che sono diventate dormitori, che vede la sicurezza che sta diminuendo, che vede costantemente queste persone che non trovano una sistemazione e non potranno mai trovare una sistemazione, e aumentano tutti quei reati legati comunque alla sopravvivenza di queste persone. Quindi allora, non è più la linea da seguire, no, lei dice? Allora, secondo me adesso bisogna cambiare paradigma, perché allora non possiamo più pensare, allora, il governo sta facendo tanto e quest'anno abbiamo visto che sono stati diminuiti pesantemente gli sbarchi, con gli accordi che sono stati fatti col Nord Africa, con l'attività internazionale, ma se non iniziamo a ragionare anche sui rimpatri, oppure con situazioni che vengono copiate anche da altri paesi, perché quello che stiamo cercando di fare il governo con l'Albania, vedete che ad esempio la Germania ha già iniziato lo stesso a farlo, ricordiamoci la Germania socialista che ha sospeso anche Schengen quando ha servito, no? Per non far entrare i migranti. Allora o iniziamo a cambiare paradigma e iniziamo a dire ad esempio, mettere delle regole chiare, che tutti quelli che delinquono vengono rimandati al loro paese e quindi quelli che rimangono qui e si comportano correttamente trovano anche altri spazi, trovano altre risorse, anche perché ovviamente mandando a casa quelli che delinquono. Dobbiamo iniziare a ragionare per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini, perché inizia ad essere lei è lontano dalla visione di Tosi. Sono lontano da questa visione perché secondo me è una visione che non è più concentrata su quello che è la situazione attuale. E ancora la politica, dai migranti ai tagli ai comuni, agli assessorati, aumenti delle tasse comunali. Questo per riuscire a chiudere il bilancio in previsione del 2025 del comune di Padova. Il primo cittadino Giordani però sottolinea come questa sia una ripercussione delle decisioni del governo di Roma. Sentiamolo. Dicono in continuazione a Roma, non tocchiamo le tasse, le fa toccare a noi. Cioè se mi togli risorse, dopo chi è che paga? Per forza, ma questo non è una cosa mia, anzi l'ha detto chiaramente, io faccio anche presidente della provincia e sento i sindaci, centro-destra, centro-sinistra, centro, lo stesso presidente dell'ANCI di Treviso dice è difficile fare questa cosa, ma molto difficile, per cui non è un problema politico, è un problema difficile da gestire e questo problema devono capire a Roma, scaricare tutto sui comuni e sulle province diventa difficilissimo. Un bilancio di previsione difficile da chiudere, quello 2025 per il comune di Padova. Difficile perché a Palazzo Moroni hanno dovuto cercare circa 14 milioni di euro. Li hanno trovati grazie a una spending review da 3 milioni e 400 mila euro da parte di tutti gli assessori ed un aumento delle tasse comunali addizionali IRPEF e IMU. Non è facile, vi garantisco, è il primo bilancio che faccio con molta difficoltà, bilancio preventivo con molta difficoltà, però ringrazio veramente gli assessori dirigenti per aver collaborato moltissimo e questo vuol dire tanto per me, perché lo sento un po' mia come responsabilità, è mia perché sono il sindaco, ma a toccare i fragili, toccare i bambini, bambine, anziani, asili, veramente facevo fatica. Sono stati bravi loro, ognuno ha tagliato qualcosa, ognuno si è dato da fare per migliorare la propria situazione e sono soddisfatto. Dalla rimodulazione IRPEF e dall'IMU per le attività commerciali arrivano le principali nuove entrate. Siamo in questa condizione che ben ha descritto il sindaco, costretti a dover ritoccare quelle che sono alcune tasse locali, l'IRPEF che però mantiene un criterio di progressività per cui teniamo degli scaglioni differenziati in modo che ci sia un aggravio maggiore quanto maggiore è il reddito, per cui passiamo da scaglioni 0,69, 0,79, 80 a 0,78, 0,79, 80. Tradotto però in soldoni si tratta di differenze tra
l'1 e i 2 euro più o meno in busta paga, quindi tutto sommato poco incidono, però la somma di tutti i contribuenti che pagano l'IRPEF fa sì che questo porti 1.900.000 euro di gettito maggiore nelle casse del Comune. Poi c'è un adeguamento dell'IMU per quanto riguarda quegli immobili che hanno un carattere commerciale, produttivo o per attività professionali, che avrà un incremento del 4% con un ritocco dell'aliquota. Anche qua interveniamo in un settore che ha visto i canoni di locazione aumentare molto, per il quale però l'IMU non era stato toccato da moltissimi anni. Altro settore che prevederà aumenti è quello della scuola. Le rete per le scuole dell'infanzia subiranno aumenti da 2 a 6 euro mensili, somme inferiori all'adeguamento Istat, sottolinea l'assessora Cristina Piva, mentre aumenteranno i costi dei buoni pasto da 40 a 50 centesimi al giorno, aumenti questi che scatteranno dal settembre del prossimo anno. In merito a queste decisioni arriva l'attacco delle opposizioni. I consiglieri di Fratelli d'Italia a Palazzo Moroni all'attacco del sindaco Giordani. Non piacciono alla minoranza gli aumenti chiesti ai padovani da parte del primo cittadino. Noi riteniamo che questo non sia più un metodo, quello di utilizzare la leva del dramma per dire ai padovani che dobbiamo ancora tassarli, perché i padovani sono già i più tassati d'Italia. Il consigliere Cavatton poi sottolinea come siano stati spesi soldi che potevano essere utilizzati per evitare i rincari. Io credo che a fine ottobre, quando il sindaco ha deciso di spendere 3,5 milioni di euro dei padovani per acquistare una cattedrale nel deserto, cioè l'MPX, sapesse già che forse qualche taglio orizzontale sarebbe arrivato dal governo, e quindi ci spieghi perché ha deciso di utilizzare quel denaro che avrebbe messo in sicurezza i prossimi 2 anni. Con il sindaco manca dialogo, sottolinea Enrico Turrin. Come presidente della commissione bilancio del Comune non posso che biasimare il comportamento di un sindaco che sbraita contro il governo, ma poi, pur avendo la delega al bilancio, non si presenta mai, nessun anno, in commissione per discutere, come chiediamo noi da anni, di una spending review di questo ente. Abbiamo ad esempio proposto sulle consulenze esterne di fare una revisione di queste consulenze che avvengono per un importo di quasi 1.700.000 euro solo per il 2023, quindi noi riteniamo che si possa dimagrire il bilancio del Comune senza aumentare le tasse, ma fornendo gli stessi servizi ai cittadini padovani. Anche il Comune di Vicenza deve fare i conti con la finanziaria, sono previsti tagli per 12 milioni di euro in 3 anni sulla questione. Abbiamo incontrato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai per capire come l'amministrazione sosterrà questa situazione che rischia di ricadere ovviamente sui cittadini. Lo abbiamo sentito ora con Padova, con appunto riduzione di servizio, con l'aumento delle tasse. Vediamo. Tagliare i servizi, aumentare le tasse o entrambe le cose? E questo è il dilemma a cui i sindaci in questo momento italiani sono costretti a riflettere, a pensare, un dilemma importante anche per quelli vicentini, e noi siamo a Vicenza in questo momento, proprio per riuscire a sostenere la riforma. In questo momento è una manovra finanziaria che il governo sta mettendo in campo e che a Vicenza per esempio è previsto un taglio di 12 milioni e mezzo in 3 anni e si aggiunge ai 2 milioni e mezzo di spending review a cui il Comune dovrà fronteggiare in qualche modo. Fino ad ora Vicenza ha cercato di non aumentare le tasse, ma non è escluso che lo farà prossimamente. Padova per esempio ha già deciso che aumenteranno mediamente tutte le tasse, come lo farà a Treviso con l'aumento di IMU e IRPEF, e anche un taglio a alcuni servizi come la manutenzione delle strade e lo sfalcio dell'erba. È un dilemma a cui noi abbiamo chiesto al sindaco Possamai come risponderà a questa manovra, soprattutto nei prossimi tempi. Ecco, in questo momento il sindaco è a Bruxelles e ci ha mandato una sua dichiarazione. I tagli ai bilanci dei comuni sono diventati insostenibili. Solo per il comune di Vicenza significano 12 milioni nei prossimi 3 anni tra l'aumento dei costi derivato dal rinnovo contrattuale nazionale per i dipendenti pubblici e tagli diretti
alla possibilità di spesa dei comuni. L'hanno detto tutti i sindaci in questi giorni, a partire dal presidente dell'Anci Veneto, sindaco di Treviso Mario Conte. Questi tagli ci mettono nelle condizioni o di alzare le tasse o di tagliare i servizi. Quello che i comuni non vogliono fare è quello che a Vicenza cercheremo in ogni modo di non fare, ma in questo momento, in questi giorni, è in discussione la manovra di bilancio in Parlamento. L'appello al governo e al Parlamento è quello di rivedere questi tagli, perché ogni taglio ai comuni si traduce in maggiori spese per i cittadini e questo non è accettabile. Maxi udienza pubblica alla Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità della legge sull'autonomia dopo i ricorsi di 4 regioni di centrosinistra. La sentenza entro metà dicembre. È attesa nelle prossime settimane la decisione della Consulta sulla costituzionalità della legge sull'autonomia differenziata, questione sollevata con i ricorsi di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, che hanno impugnato la norma nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni. La Corte Costituzionale si riunirà a partire da domani in Camera di Consiglio, mentre la sentenza sarà depositata entro metà dicembre, quando è prevista anche la decisione della Cassazione sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. Questo quanto deciso nella maxi udienza pubblica della Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare le questioni collegate all'interpretazione dell'articolo 116 in relazione all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Alcune delle questioni attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia per quanto riguarda la fonte e il procedimento di determinazione, sia a proposito dell'individuazione delle materie e per il trasferimento delle funzioni. Altre questioni riguardano il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione, altre ancora coinvolgono le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite. Come primo atto, nel corso dell'udienza, la Corte Costituzionale aveva ammesso gli interventi ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia contro i ricorsi delle 4 regioni di centrosinistra. Una decisione con la quale, spiega il presidente Zaia, la Consulta ha riconosciuto l'interesse del Veneto a difendere la legge sull'autonomia e il diritto a vedere rappresentate le sue ragioni nel processo. Questa decisione segna un rilevante risultato che conferma la correttezza della volontà della Regione del Veneto nella difesa di una legge che delinea il procedimento volto a garantire forme maggiori di autonomia, e questo è il nostro obiettivo, ha concluso Zaia. Questa legge non toglie garanzie, ma cerca di sburocratizzare la scommessa e far funzionare meglio le cose, quanto dichiarato dal costituzionalista Mario Bertolissi nel pool di avvocati del Veneto. Ci opponiamo alle loro interpretazioni della Costituzione, non ci convincono e ci pregiudicano, ha invece spiegato in aula Marcello Cecchetti, avvocato della Regione Piemonte. Prima della pubblicità, al volo una notizia battuta poco fa dall'ANSA, perché i vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina in simultanea in 4 province del Veneto, Venezia, Treviso, Padova e Vicenza per un calo di tensione che ha causato il blocco di almeno 13 ascensori. I pompieri sono riusciti a estrarre dagli elevatori le persone che erano rimaste chiuse all'interno. In una nota diffusa all'ANSA, Terna fa sapere che alle 10:25 di questa mattina si è registrato infatti un breve evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale che ha provocato un abbassamento di tensione. Attualmente il funzionamento è regolare e il sistema elettrico è in sicurezza. E con questo ci fermiamo, pochi istanti, a tra poco. Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie. Maxi ricettazione da 400.000 euro dall'Italia alla Tunisia, ritrovati nel Padovano preziosi orologi e materiale rubato in varie regioni del nord Italia. Chili di gioielli, orologi di lusso, ma anche attrezzi da lavoro, droni, telefoni cellulari, computer, telai di biciclette di alta gamma, monopattini e altro materiale rubati in diverse regioni del nord Italia. Oltre 400.000 euro di refurtiva è stata ritrovata dai carabinieri di Pieve di Sacco, che hanno scoperto una maxi ricettazione di refurtiva tra la provincia di Padova e la Tunisia. Fermato un tunisino residente a Brugine. Il nordafricano una volta al mese si recava nel suo paese con un furgone dove aveva ricavato degli anfratti per nascondere la merce ed è
è stato bloccato proprio mentre era pronto per partire per recuperare il materiale. I carabinieri hanno dovuto smontare il furgone per recuperare tutta l'area furtiva coperta con abbigliamento o elettrodomestici in disuso. Tra gli oggetti recuperati vi sono 1 chilogrammo di oro provento di una rapina avvenuta a settembre ai danni di un rappresentante orafo in provincia di Alessandria, quasi 6 kg di argento rubati a un gioielliere di San Martino di Lupri a ottobre e 12 Rolex rubati a un gioielliere di Sant'Arcangelo di Romagna a settembre. 'Ndrangheta nei cantieri ferroviari, 8 arresti dalla Finanza tra Verona e Lombardia, sequestrati beni per 2,5 milioni di euro. Fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti di società assegnatarie di appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane nazionali e una gestione truffaldina della manodopera. Si muovevano così le ditte riconducibili a un'associazione criminale di matrice 'ndranghetista al centro dell'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che ha portato nelle scorse ore a 8 arresti tra le province di Verona, Lodi e Crotone. Sono stati i finanzieri dei comandi provinciali dei 2 centri, Veneto e Lombardo, insieme al GICO di Catanzaro, a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano. In carcere 2 degli arrestati, ai domiciliari gli altri 6. Per alcuni è stata riconosciuta l'aggravante dell'aver agevolato la cosca Arena Nicoscia. La Guardia di Finanza ha ricostruito numerose operazioni commerciali eseguite dai membri di una famiglia calabrese che da anni si erano stabiliti tra Verona e Lodi. Operazioni messe in atto attraverso una serie di imprese, alcune delle quali già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia. 'Ndrangheta inserita nei cantieri ferroviari nazionali, quindi bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, evasione fiscale e riciclaggio, le accuse contestate a vario titolo, insieme al sequestro di beni per 2,5 milioni di euro, quote societarie, immobili, mezzi di trasporto e conti correnti. Anche la percezione del tutto illegittima di contributi per quasi 1 milione di euro derivanti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale. E ora nel veneziano una raccolta firme per chiedere il risarcimento degli 82 milioni di euro di danni provocati da una violentissima grandinata, quella ricorderete di quasi 1 anno e mezzo fa, sostenuta dal PD, da sindaci, ex sindaci del territorio. Parte quindi una petizione per ottenere finalmente quanto dovuto al servizio di Filippo Fois. Una raccolta di firme per chiedere alla Regione del Veneto, da parte della Riviera del Brenta, di anticipare i danni causati dal maltempo del 19 luglio del 2023. Una mobilitazione definita civica e civile chiama a raccolta la comunità della Riviera del Brenta per chiedere a gran voce i risarcimenti dei danni provocati dalla violentissima grandinata dell'estate del 23. A questo scopo il fronte, che si è riunito per la prima volta nella sala del Consiglio Comunale di Camponogara, ha lanciato una petizione disponibile anche online, ribattezzata La tua firma conta. Sono 82 milioni di euro, di cui ad oggi lo Stato non ha fatto pervenire nessun euro alle centinaia di famiglie coinvolte e alle numerose decine di aziende ancora prive di capannoni piuttosto che degli uffici. Oltre al primo cittadino di Dolo, Gianluigi Naletto, all'iniziativa lanciata dal consigliere regionale Dem Jonathan Montanariello hanno aderito tra gli altri i sindaci di Camponogara e Vigonovo, Antonio Fusato e Luca Martello, e le ex sindache di Stra e Fossò, Caterina Cacciavillani e Federica Boscaro. Montanariello ha anche attaccato il governo Meloni, che per tutto il nord Italia ha stanziato 235 milioni di euro a fronte di danni che nel solo Veneto hanno raggiunto il miliardo, per poi scoprire che si tratta di una cifra destinata solo al pubblico. Si tratta quindi di una prova di identità, di solidarietà e di rispetto verso dei comuni che rappresentano lo Stato, uno Stato però vero, fatto di persone, fatto di imprese, che ha bisogno di una risposta concreta. Uno sguardo alla sanità, troppo stress e scarse prospettive, non solo medici e infermieri, anche i farmacisti in fuga dalla professione. L'indagine sui professionisti della Marca, in calo gli iscritti alle università. Il 74% è insoddisfatto della retribuzione, il 43% della realizzazione professionale per la carente prospettiva di carriera e il 44% ha espresso difficoltà a conciliare vita privata e lavoro. È quanto emerge dall'indagine sullo stato di benessere tra i farmacisti, 212 professionisti coinvolti nello studio presentato a livello nazionale, che ha portato alla luce una generale e diffusa
insoddisfazione della categoria. Il 69% degli intervistati ha valutato altre offerte di lavoro anche diverse dal farmacista, mentre il 62% ha dichiarato che se potesse tornare indietro non sceglierebbe questa professione. Da sottolineare però che dall'indagine emerge anche come il 73% dei farmacisti si dica soddisfatto del rapporto con la clientela e il 63% per il clima organizzativo tra colleghi, dati diversificati a seconda dell'età degli intervistati. Rispecchiano, mi permetta di dirlo, anche quella che è un po' il mercato del lavoro in generale, un po' tutte le professioni sono in crisi. Sicuramente c'è una grande polarizzazione tra chi ha una grande esperienza di lavoro, quindi gli over 60, rispetto a quelli che sono i neofiti della professione, con gli ultimi che sono sicuramente più critici. Intanto i numeri parlano di una diminuzione delle iscrizioni alla facoltà di farmacia, come calano gli iscritti all'ordine. Dopo la carenza di medici e infermieri, dunque, si potrebbe prospettare anche una difficoltà a reperire farmacisti, un problema che sta già emergendo se si considera che il 67% delle farmacie lamenta la difficoltà ad assumere personale. Il rischio c'è ed è già attuale, perché molte farmacie che si trovano a perdere un collaboratore fanno fatica in questo momento a reperirne di nuovi. Lo studio, in collaborazione con l'Università di Venezia, voleva proprio portare alla luce i punti critici della professione, ma anche i punti di forza, il contatto con il pubblico e la possibilità di dare una risposta ad un bisogno di salute immediato. Per rimediare a questo malessere sono stati individuati 8 punti di intervento contenuti nel manifesto per il welfare dei farmacisti, dagli incentivi all'equilibrio vita-lavoro, dagli spazi e mobilità al benessere, dallo stare insieme tra colleghi anche al di fuori della farmacia, al coinvolgimento nella comunicazione. Per dare dei suggerimenti fondamentalmente operativi, in modo tale che chi possa o voglia intraprendere un percorso di modifica all'interno della propria farmacia per creare un ambiente di lavoro più appetibile da parte dei collaboratori abbia già dei punti fermi su cui poter lavorare. Carenza di infermieri, ma lo diciamo da tanto, carenza anche di medici, è un problema cronico in tutto il Veneto. Sentiamo. La sanità non risponde al concetto di pianta organica, sono i servizi e le attività a quantificare il numero di medici e infermieri necessari a far funzionare il sistema. Dopo il Covid, per fare un esempio concreto, il numero di infermieri in forza all'ULSS 1 è aumentato rispetto al 2019, ma contestualmente è stato forte l'incremento dell'attività sul territorio e quindi oggi, come nel 2019, c'è ancora bisogno di infermieri. Diverso il caso dei medici. Rispetto a 5 anni fa, a fine ottobre, sulla carta, all'ULSS Dolomiti ne mancavano 40. È un problema nazionale, non vuole essere un alibi questa affermazione. Ovviamente la Regione del Veneto credo che sia noto con tutti gli strumenti possibili, compreso il piano strategico per gli investimenti sul personale che è stato deliberato quest'anno dalla Giunta, con incentivi di ordine economico, con forme di reclutamento, quelle consentite dalla normativa vigente. All'ULSS le carenze sono coperte da liberi professionisti, per lo più pensionati, dai medici ingaggiati dalle cooperative per la parte residuale necessaria ai pronto soccorso e dai turnisti che arrivano soprattutto dall'azienda ospedaliera di Padova, grazie ai quali l'azienda sanitaria bellunese riesce a tenere aperti interi reparti. Per affrontare la carenza di medici bisogna lavorare insieme, spiega il numero 1 della sanità del Veneto, Massimo Annichiarico. Si fa prestissimo a delegittimare un'istituzione pubblica per fini che a volte possono anche essere strumentali, e questo è qualcosa che nel nostro Paese sconta un po' di dinamica anche propagandistica, opportunistica. Annota Annichiarico, non mi pare che tutti i segnali siano orientati a sottolineare il valore della sanità pubblica come difesa di un bene civico. Io credo che dobbiamo in questo senso tutti quanti, a partire dalle istituzioni, provare a lavorare nella medesima direzione, altrimenti trasferiremo al cittadino, che già è un rischio delle cose che non si pagano direttamente, quelle di pensare che non valgano molto, è un indotto un po' psicologico. Dobbiamo insieme far percepire quanto questo sia un valore. Non vorrei scoprire quanto vale soltanto quando lo avremo perso, speriamo ovviamente di non perderlo.
Dunque questo il punto. Noi invece ripercorriamo un fatto che sta facendo molto discutere, il fatto di Stefania Guadagna, una signora di 59 anni che ha affidato la sua cagnolina alla dog sitter e al ritorno dalle vacanze ha trovato la cagnolina morta e già cremata. Un fatto che appunto sta facendo discutere e per il quale avvocata e proprietaria della cagnolina di 11 anni non vogliono fermarsi. Mi sono ritrovata con la ciotola e il suo libretto. È stata cremata in un'azienda di Padova senza la mia autorizzazione e senza una dichiarazione, questa è la cosa più grave, di un veterinario che ha dichiarato la motivazione della morte di Nina. E certamente non è morto di morte naturale. Affidata a una dog sitter per le vacanze, al rientro la scoperta che la sua Nina, una bassotta di 11 anni, era morta e già stata cremata. In quel mese, oltre a non mandarmi né foto né video e non darmi risposta alle mie telefonate, l'ultima settimana di agosto ha praticamente spento il cellulare. Chiamate e messaggi continui da parte di Stefania per sapere come stessero i suoi amati amici a quattro zampe. In un mese nessuna risposta. I fatti risalgono ad agosto 2023, quando la signora si è rivolta alla giovane dog sitter di fiducia, nonostante da qualche tempo le sembrasse sfuggente e distratta. Dei cani di Stefania in giardino c'era solo Pluto, trovato in condizioni disperate. Scattata la denuncia. Pluto ha subito un forte trauma e non vuole più rimanere da solo. Ho fatto denuncia con il mio avvocato e abbiamo cercato chiaramente di andare avanti, ma è stato chiuso il caso dal GIP. 15 giorni prima della morte di Nina è morto un altro cane e abbiamo la dichiarazione del padrone. Io non ho autorizzato assolutamente a nessuno la cremazione, perché se avessi saputo l'avrei fatta congelare dal veterinario e dopodiché avrei fatto l'autopsia. Senza il corpo infatti non è possibile stabilire i motivi della morte della cagnolina. Nina aveva fatto analisi del sangue, elettrocardiogramma e altre visite visto i suoi 11 anni, così che Stefania potesse per le vacanze partire tranquilla, ma questo non è bastato. Oltre al bulldog precedente alla signora Guadagna, oltre alla signora Guadagna si unisce un'altra segnalazione di un'esperienza molto simile. Uno spiraglio che potrebbe far riaprire l'inchiesta. Non ci fermeremo di fronte a un decreto di archiviazione disposto dal Tribunale. È nostra intenzione comunque quella di approfondire le indagini, eventualmente privatamente, ed ipotizzare a carico della dog sitter di Villorba altre ipotesi di reato. Io spero che possiamo fare giustizia, perché io non accetto assolutamente quello che la giustizia ha fatto, cioè chiudere e archiviare il caso per il penale, e spero tanto che Nina abbia giustizia, perché se lo merita. E sono passati 5 anni dall'acqua grande che ha messo in ginocchio la città e da allora ci sono ancora centinaia di veneziani che attendono i rimborsi. Vediamo il servizio. Sono trascorsi infatti 5 anni da quella sera del 12 novembre, quando la marea arrivò a un picco di 187 centimetri, la seconda più alta nella storia della città. Da allora le cose sono cambiate, a partire dal Mose, ma che ora permette di tenere la città all'asciutto la maggior parte delle volte, ma ci sono ancora questioni aperte, come evidenzia il senatore del PD Martella. Una struttura commissariale per l'emergenza affidata a suo tempo ha erogato finora oltre 155 milioni di fondi statali, ma abbiamo sentito anche nel servizio di Filippo Fois che ora vi proponiamo invece il servizio che ricorda appunto quelle drammatici momenti. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare, disastro. Sono trascorsi 5 anni dalla sera di quel 12 novembre, quando la marea arrivò a un picco di 187 centimetri, la seconda più alta nella storia della città. Da allora le cose sono cambiate, a partire dal Mose, che ora permette di tenere la città all'asciutto per la maggior parte delle volte, ma ci sono ancora questioni aperte, come evidenzia il senatore PD Martella. A 5 anni dal 12 novembre 2019 non possiamo che ricordare l'acqua granda, quell'evento tragico che ha profondamente ferito la città di Venezia. E nel ricordare quell'evento dobbiamo però anche avere una priorità. Tutte le persone, le famiglie, le aziende che hanno subito dei danni devono essere rimborsate. Purtroppo non è ancora così, bisogna farlo e bisogna farlo velocemente.
La struttura commissariale per l'emergenza, affidata a suo tempo, ha erogato finora oltre 155 milioni di fondi statali, ma le pratiche della lettera E, quelle relative alle richieste più onerose, non sono ancora chiuse. A fronte di 1244 istanze, infatti, ne sono state saldate 455. Qualcuno nel frattempo ha rinunciato, ma per circa 600 cittadini gli approfondimenti sono ancora in corso. Per Venezia però c'è anche un'altra priorità. Venezia deve continuare ad essere protetta. Per farlo è necessario finanziare la legge speciale. Da 2 anni il governo di centrodestra non mette un euro per Venezia e invece è necessario mettere delle risorse per fare in modo di salvaguardare il nostro patrimonio, di valorizzarlo, di recuperarlo. È per questo che nella legge di bilancio abbiamo proposto degli emendamenti, mi auguro che il governo li accolga perché ne va del futuro della nostra città. E si chiude così questa nostra prima edizione. Tra poco non perdetevi l'approfondimento dedicato con la CGIL, dedicato ai temi di attualità. Si parlerà soprattutto di pensioni, dello sciopero previsto dai sindacati il prossimo 29 novembre. Subito dopo di noi la sigla, poi il meteo. Dunque appuntamento poi con i telegiornali della sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti e l'augurio di una buona giornata.